Fatemi Cicino è venuto. Ti scusate rimane da fuori servizio, tu come ci fa? Beh, ne vedi a tu macina su che dice a me ancora da venire. Poi la pigliamo pure a me. Alla bella vedi di tempo. E tu muovere, le fanno fare colazione. Ma perché ti immagini che mettessi i fruni rossi là con coppa? La cosa più bella, la roba sciccosa. Uscì. Ti metto lo zucchero anche. Che ne sai, ho avuto un po' più meno zucchero, ho avuto zucchero in più. So sapere che c'è fame. Bevi che ti fa bene. Mi fa una cortesia, si rosso, un botticino non mangia. Dici, oh, mi capite che io sono? Sono che 10 anni quanti. E il 9 era rimasto qua. E qual è il problema, Mimmo? Vabbè. Tu pire tu, Gigi, ma tu credi che chi è strunzo, frate, che tu origine un cofano di palla? Mimmo, ma mi stai tirando sta polemica inutile, sta male? No. Tacit, Mobeghi. Tu pire tu. Mobeghi. Ma Va bene? Gigi, non lo conosco, tu pire tu. Ti ha sanguinato con stomaco. No, vabbè, va, calma. Tu pire tu. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno, Massimiliano. Ciao Gigi, ciao amico. Sei ufficio fa? Stanco, come sei uscito? Ehi, mo sei uscito! Ma mo se esce da macchina, mo ti faccio prima la cazziata che ci fai. Tu mi stai facendo una polemica stamattina, ci Mobeghi. Ecco, Mobeghi. Va. Oh! Sono 20 anni, no? Che ti dico, non voglio i canucci dei bicchieri, perché mi affoca bene il cabicino e tu lì. Ma se ti dico, non voglio. Non si asciugato. Dimmi niente. Deve capo, mi dico, io. Asciugato. Non si asciugato. Se faccio un po' una pesca. Va bene. Chi è? Sono Gigi! Ciao. Buongiorno! Buongiorno, vabbè. Buongiorno, guarda. Mi faccio sta trasa, tu vuoi Mimmo? Ah, citti. A che ora è rimasto a capo? E no! Ce lo so, Sono che 10 e 20. appunto, no? Scusa, ma tu stamattina, che vai a fare? Gigi, stamattina. Io a domani ce l'hai, ma stamattina. Un anno una parola, ma ce l'hai che come sente pitte pure perché una macchinetta veramente posto nel cervello mi fanno esce ballati. Io sono chiuso a domani ce l'hai. Come sotto la tua chiamata, compagni! Amma meglio carne che tiene, ma frate, ma per poi! Hai tu macellana, ma faccio un bel primo taglio! E che mi sa fare un papiro come fai il primo taglio, compagni! Vabbè, allora un cuncinello! A così piglia a cucina, ma tu, io metto in da pazzia, voi! Vabbè, allora lui da parte! E vicino a discutere si c'è, lo sto in coppa a spiaggia come pazzi! Allora per voi, curate! Curate la me! Ma levate un po' cazzo! Ma ci stiamo? A mandare la braciola! Con buio! Coppo tutto in domacella e parto di pacca la bu! Che l'hai fatto tranne per purpetta! E la roba la scitta ma! Che mo ci metti solo poche produzioni in doi! E se la cosa non sta buona! La roba, fai conto con frate ma peppa! Allora, Vabbè. e ci Sì. A difesa. Cioè, è possibile che ogni volta ti mandano a fare un servizio tu ti appiccichi con qualcuno? che colpa mia! Per pure fosse colpa mia. E secondo te è colpa mia! La colpa sì è di papà che ti ha lasciato l'eredità a me. Ah, così va a fare, io ero Ti la sei cazzata, capisci? Scusate che ne ruba la conversazione. Ma discutate se è piena così soldi tu pure. Se le appigliano così poi i soldi in tuo buco. E non stamattina. Ma sono che 10 a 20. Un tempo che vanno, un tempo che fare se fatti pensione e che le bagano dice vieni rimane che stiamo faticando e non dobbiamo lavorare. ma voi, ma qual è il problema? O becchi ci prima noi, beh. Che problema, Mimmo? Figlio, che bello, o becchi ci prima noi. Vai, non ti preoccupare. Ci dico una cosa, passate pure al supermercato. Qui da dare 15.000 euro e picchi ci dice a Vittorio il versamento a banca. Poi abbascio il mercato.
i soldi non puoi dare sicuramente, tu esci dopo un giro di banca che non si fa una cosa, si chiama primo ristorante. Dicevo per esempio qualcosa, vedi quello che la sera fai la spesa, poi ci mercato e ci mangi un ristorante. Ah, ricordo me. Oh, perché io faccio prima noi. Passa pure a tu lo pisciavi, dicevo che rimane anche gli ospiti a pascio un ristorante, mi sembra proprio pesce fresco. E mi sembra di frutta per cui lì fuori, però che hanno spruzzato. Dicevo, se non sono così, non mi mannazzi, che adesso torno fino a cerchiare in faccia. Qual è il Il problema? problema è perché io prima noi. Ah, ricordo Tu fidati. me. Allora, prima però, Peppe. Ma da fare solo una consapevolità io, perché già è tardi. Ah, boh. Ah, c'è il mio... Vabbè, ci Ah, c'è mi tutto a te. Ah, mi hai voluto. Cioè è possibile che ogni volta che vanno a qualche parte, state appiccicati con qualcuno, che poi sa c'è ipotesi, o vera o fa bene. Che chi non è un di paura, non è fessari. Tu buono, dai, giusto, che si qua. Guarda sempre questo. Da Renzo fa canto. Pagliari che c'è cancendo, che siamo amici che ingannano c'è sa, tenga mamma malata, e solo io saccio di la libertà. Sei stato mezz'ora a parlare, ma anche ce l'hai detto, già cantando l'opera, cantando l'opera. Ma io stiamo dicendo, hai visto pure tu, hai detto no, dici da roba quando tu no. Ma tu ti scordi tu, Gigi, Ma chi si scorda? Ma chi si scorda? Come faccio a biscuttare se tu ogni mezzo non stai come un pitto buco che mo dici in terra? Come faccio a biscuttare? Se tu sei l'impresario di allora tu mi hai cantando di Non l'opera. faccio mettere fiducia in me, Mimmo! Devi avere fiducia! Oh! Tieni fiducia! Però tu mi hai cantando La fa l'opera, me! capito? C'era a te, ma perché mi appascioni. Ma che a barcano non dobbiamo?